L'inaugurazione dei mercatini di Udine sono un passaggio importante non soltanto dal punto di vista economico, che ovviamente vuol dire far rivivere i centri cittadini nel commercio, nelle presenze turistiche, nella vitalità proprio che è una stessa città, ma vuol dire anche rimarcare i valori che contraddistinguono le nostre comunità. Il valore del Natale, di quello che rappresenta il Natale, è fondamentale che anche le istituzioni ne siano partecipi. Purtroppo negli anni passati abbiamo visto dei Natali sottotono, dei Natali che volevano essere nascosti. Noi invece vogliamo ricordare questa festa con tutti i crismi del caso, che vuol dire, ribadisco, anche portare potenzialità economico nelle nostre città. Oltretutto vuol dire anche ridare vita al commercio dentro le città. Politiche del passato, commerciali del passato, hanno desertificato le città. Noi vogliamo ripopolarle sapendo che il centro commerciale naturale all'aperto è il futuro del commercio. Non si può competere sui numeri della distribuzione online, ma possiamo competere sull'esperienza d'acquisto che l'online non può replicare, che vuol dire i nostri palazzi, la nostra cultura, le nostre tradizioni, che si possono vivere soltanto calpestando i nostri marciapiedi.